Un treno davvero speciale dedicato agli amanti della bicicletta. Protagonista è Calalzo, ma sin dalla stazione ci sono i nomi di Pieve di Cadore e Cortina d'Ampezzo. E oggi è una grande festa perché finalmente dopo la pandemia e comunque anche dopo i lavori di elettrificazione che ci sono stati negli ultimi anni, finalmente si riparte con questo servizio che è sempre stato tanto tanto gradito dagli utenti. Un treno diverso dagli altri, attrezzato per chi vuole percorrere il Cadore in discesa lungo quella che forse è la più bella pista ciclabile del mondo. È una composizione di due minuetto, ci sono 74 posti bici, sono tutti pieni, quindi sicuramente c'è tanto entusiasmo e tanta voglia di tornare alla normalità. A Calalzo si scende dal treno e si sale sui mezzi di Dolomiti Bus e se la bicicletta non la si ha, la si può noleggiare tanto a Calalzo come a Cortina. È il classico esempio di ferro e gomme. Le gomme nella fattispecie trattasi dell'importante partnership che abbiamo sul territorio con Dolomiti Bus, con il bus dotato di un carrello apposito dove poter caricare le biciclette e portare i turisti, le persone appassionate nelle varie località di questo immenso territorio. Per chi ama le ruote, senza la necessità di essere atleti, dopo un piacevolissimo e turistico viaggio in treno, l'occasione unica di vivere la bicicletta ai piedi delle montagne più belle del mondo. Si parte la mattina, tutte le domeniche mattina a partire dal 18 giugno da Venezia, si arriva a Calalzo alle 10:27 alla fine, quindi a metà mattinata c'è la possibilità di farsi i percorsi sulle Dolomiti in bicicletta ma anche a piedi perché ci sono anche famiglie con bambini che oggi andranno a camminare e poi nel pomeriggio alle 5:30 si riparte e si torna verso Venezia.